Alcuni passanti hanno chiamato il 118 dopo aver notato un uomo sdraiato a terra in evidente stato di ubriachezza in via Vaccaria, Vittorio Veneto. L'ambulanza arriva sul posto, i sanitari prestano i primi soccorsi all'uomo, un 28enne di origini magrebine residente a Pieve di Soligo, ma questi poco dopo si scaglia contro i soccorritori tentando di aggredirli e spingerli a terra a calci e pugni. L'uomo è stato poi bloccato dai carabinieri giunti velocemente sul posto prima che la situazione degenerasse ulteriormente con conseguenze gravi per i sanitari vittime dell'ennesimo episodio di violenza. I militari si sono frapposti tra i sanitari e l'esagitato magrebino, riuscendo a fermarlo ed arrestarlo con l'accusa di resistenza e violenza a personale sanitario. Oggi il 28enne è stato scarcerato in attesa della celebrazione del processo. Un fenomeno, quello delle aggressioni ai sanitari, che sta assumendo contorni allarmanti nella nostra regione, come conferma Davide Bonapace, autista soccorritore e coordinatore veneto di UGL Salute. Nella nostra regione stanno aumentando drasticamente le violenze sugli operatori sanitari, soprattutto per il personale che lavora nei pronti soccorsi. C'è una piccola statistica che ha fatto la Regione Veneto che dice che dal 1° gennaio al 30 settembre ci sono state 1864 aggressioni nei confronti dei sanitari, più o meno sono 6,8 al giorno. Questo è un problema che ci preoccupa molto, visto considerato che a oggi non ci sono ancora risposte concrete.